Se Paolo Cristallini è diventato campione d'Italia 2006 ed era il grande favorito, nella classifica del netto si è imposto Alessandro Calori, l'ex giocatore di Venezia, Udinese e Perugia, nonché allenatore per qualche giorno della Triestina. E questa sì che è stata una grande sorpresa, perché Calori gioca a golf da pochissimo tempo. Al Casinò di Venezia il capitano. Ma non parliamo di calcio qui al Casinò, parliamo di golf, perché Alessandro Calori deve spiegarci come ha fatto a vincere il torneo sul netto, attenzione, il torneo dei calciatori golfisti, che ha cominciato a giocare a golf da quanto tempo? No, che ho iniziato sono 5 mesi, che ho preso l'handicap è una settimana. Ecco, dopo una settimana di handicap hai giocato quanto? Credo 46-47 punti ho fatto, quindi 10 sotto il mio par, no? Sì. Quindi Cioè, non mi non hai ancora la terminologia del golf, però già stai giocando alla grande. Sì, perché mi piace, è uno sport che mi appassiona, mi sta cercando di alleviare il dopo calcio e poi mi piace apprendere, quindi è uno sport dove non finisci mai di imparare e poi mi affascina. Però ecco, qua mi dai un'occasione che ci terrei molto a sottolineare e vorrei fare i complimenti al Venezia per il ritorno in Serie C1, perché è una cosa Sì, che... perché nel calcio non esiste solo il calcio Padova, esiste anche il calcio Venezia. Sì, certo, sono due città che appunto nel Triveneto sono importanti. Poi Venezia io sto giocando 2 anni e quindi sono stato anche capitano di questa squadra, quindi la ricordo sempre con affetto e insomma, faccio i complimenti a chi ha lavorato per questo Venezia. Dunque ha vinto nel netto Alessandro Calori, al secondo posto il 18enne Michelangelo Albertazzi, promessa del calcio e del golf, gioca nel Bologna. Al terzo posto l'amico e DS dell'Udinese Manuel Gerolin. Nella categoria Lordo Amici si è imposto Enrico Heinrich di Villa Condulmer, mentre nel netto primo Luca Boccato del Golf Club Jesolo, prima Lady Pascal Bernard, primo senior Claudio Pea, indovinate un po'. No, poi è un ambiente golfistico, direi di no, però insomma avere un bel gioiellino come Luca Toni qua a 3 tavoli e non vederlo in piedi, voglio dire, il suo perché no? Lui è altissimo, fa una fatica della Madonna arrivare qui, cioè ragazzi, poi si deve girare tutto, già si gira quando fa il gol. Volevo dire, c'è qualche amico di Moggi? Va bene, senti, noi abbiamo... No, cosa c'è? Allora, non c'è nessun amico di Moggi. Bettega, Giraldo, ma che faccia, ragazzi, non ho mica bestemmiato.